TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Intervento dei Vigili del Fuoco alle 13 di oggi, mercoledì 4 settembre, per spegnere l'incendio di un camper nel parcheggio del centro commerciale Panorama in via Brunacci a Marghera. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco, accorsi dalla centrale di Mestre, hanno spento il mezzo che era completamente avvolto dalle fiamme. L'intervento di messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco è terminato intorno alle 14:35. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che a seguito della previsione meteorologica per domani giovedì 5 settembre, che indica probabili precipitazioni estese con rovesci quantitativi di pioggia anche abbondanti e temporali intensi con forti raffiche di vento, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con criticità rossa per rischio idrogeologico, arancione per rischio idrogeologico e per temporali e gialla per rischio idraulico. Si raccomanda, è scritto in una nota ufficiale, ai cittadini di prestare particolare attenzione ai possibili rischi e di adottare i corretti comportamenti di autoprotezione. Cambiamo argomento. Il Comune di Milano ha indetto un'asta pubblica per la locazione a uso commerciale del bar alla sosta sito in via Matteotti numero 53, nella zona del capolinea degli autobus. L'asta pubblica si terrà il 3 ottobre 2024 presso la sede comunale di via Bastia Fuori, con il metodo delle offerte segrete presentate dagli offerenti da confrontarsi col prezzo base. L'importo annuo di locazione a base d'aste è di 8.400 euro più IVA. Termine per la presentazione delle offerte ore 12 di mercoledì 2 ottobre 2024. L'immobile è visibile previo appuntamento da concordare con l'ufficio patrimonio al numero di telefono che vedete in sovraimpressione, cioè lo 041 5798 316. Il bando di asta pubblica è pubblicato nel sito comunale. Voltiamo pagina, parliamo di spettacoli. Si chiude con un bilancio più che positivo la prima edizione del Sea Music Festival, la kermesse che ha accompagnato le roventi serate agostane a Chioggia e che ha richiamato in città in 11 serate qualcosa come circa 45.000 presenze, secondo gli organizzatori, con un forte gradimento riscontrato anche tra i turisti. Organizzato dalla cooperativa Marea Dentro, dal 22 agosto al 1 settembre sul palco del Sea Music Festival si sono esibiti artisti come i Marlene Kunz e i Nomadi, solo per citarne alcuni. E poi grandi tribute band come Live Play, Live Queen International Band, Venice Floyd e Diapason Band. E poi DJ set con Yano DJ e la grande musica degli anni 90. Un programma che ha voluto intercettare tutti i gusti, in linea con lo slogan della manifestazione Solo cose belle. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.